Alla fine sono uscita, è umidissimo, sono già le 3 di pomeriggio, quindi non riuscirò a tornare a casa per le 4, ma un po' più tardi, 4 e mezza forse. Mi dite che non ho il fiatone? Sì, ce l'ho. Cerco di non averlo, ma non riesco ad abituarmi a queste camminate. Beccato, eccolo là, è come ogni volta lo trovo, è un po' mimetizzato ma c'è. Adesso so che devo guardare un po' intorno se non c'è vicino alla ciclabile, so che devo guardare un po' intorno a me e infatti è là. Vabbè, quindi vuol dire che è addomesticato, o sta male o è addomesticato, perché non starebbe così in mezzo alle case. Sono riuscita ad arrivare a San Vito, non ci speravo oggi perché non sono partita con la testa giusta, però alla fine ci sto arrivando in centro paese e credo di essere andata anche abbastanza veloce. Allora, oggi ho modificato ulteriormente il percorso. Invece che passare qua giù, laggiù, là, sulla ciclabile, sto passando qua, che è la vecchia strada. E così mi sono persa anche il cervo, ma vabbè, pazienza, l'ho visto prima. E adesso scendo giù per di qua, sbuco vicino alla zona, alla scura, zona industriale. Bahrain, dai, dove hanno sede tutte le ditte. Questa strada credo saranno 20 anni che non la faccio, se non di più, cioè tantissimo. Allora, sono a casa, vabbè, qui vediamo insieme perché non ho ancora guardato. Recupero sempre 23 ore, produttivo, esatto, e 11 km e 30, 1 ora e 50, 1 chilometro in 9 minuti e 45. Oggi ho allungato perché ero arrivata qui sopra casa e poi ho continuato fino a fare 1 chilometro in più, quasi, sì, circa. Adesso è ora di fermarsi e di darsi una lavata perché puzza. Oggi tempo completamente diverso da ieri, ma oggi ha fatto tutte le come si può dire? Tutto. Cioè stamattina le strade erano completamente ghiacciate. C'era ghiaccio puro. Vabbè. Infatti mi è anche partita un po' la macchina qua sopra casa perché chiaramente era tutto ghiaccio e non erano passati a buttare sale e neanche ghiaia. Quindi, ok, è sempre un rischio uscire quando fa il gelicidio, diciamo, e quindi quando piove ghiaccia tutto. Poi al lavoro ha fatto anche qualche fiocco di neve, un po' di pioggia, fiocchi di neve, misto, poi nuvoloso, brutto, e poi è uscito il sole. Cioè, tutto. Va bene, ok? Tutto. Allora, qui sto cuocendo il tris di verdure, sono 2 buste, quasi 2 buste, non 2 buste intere. Lì sto facendo delle patate e poi come proteine non lo so, ci penserò dopo. Intanto vorrei registrarvi un video, però la scatola è qua dentro. Che ho il video della degusta box da fare. Sto aspettando Franz. L'ho accompagnato qua al distretto sanitario. Non so cosa deve fare. Madonna, sti capelli, sono sempre peggio. L'ho accompagnato qui e oggi ho messo le scarpe nuove per uscire. Mi fa strano avere delle scarpe nuove addosso. Io vorrei rimanessero sempre così nuove perché sono bellissime, bianche, perfette. Però so che comunque devo usarle, cioè non è che sono state comprate così da tenere per bellezza. Qua ci sono le principesse, mamma e figlia, sorellastra di Pippo e mamma di Pippo.
Eccola la mia leonessa. Pisi? Ciao Pisi. Le due bambine. Belle. Bellissime. Qui invece c'è Gataccio qua. Miccio bello che devo aprire il cancello perché o ha fatto guerra con altri gatti o non si sa. È un po' zoppo. E è stato anche male. Vero? Per 2 giorni non è neanche venuto su. Adesso te lo apro. Sì, bravo. Adesso apro. Prego. Andiamo. Tu sei tutto matto, vero? Tutto matto. Io devo andare via, matto. Qua c'è Celestino che sta russando nella cuccia. Fa un casino. Vabbè, vado. Col flash acceso non è il massimo. E qua ne abbiamo un altro. Andiamo, di corsa. Corri. Corri velocissimo, gattino, corri velocissimo. Ehi, sei tondo, eh? Sei leggermente tondo, vero? Andiamo dentro. Uno sbadiglio. Finché metto la chiave sbagliata non posso aprire la porta. A posto. Potevo stare qua a provare fino a domani mattina, vero? Andiamo? Vieni. Dai. Vieni, cacottino. Eccoci. Ciao. Guarda. Mi ha preso sotto dove non avevo niente. Ecco, adesso, ecco. È violento, Dai, annusa! Non mordere! Vedete questo qua? È pericoloso sto gatto, È pericoloso. Eccomi qua, anche per oggi ho fatto un po' di camminata, sempre produttiva, e 10 km, 1 ora e 42. E oggi ho fatto la strada un po' diversa. Allora, ho fatto praticamente la strada al contrario. L'altro ieri avevo fatto tutto il giro sopra San Vito di Cadore, ecco. Questa volta ho fatto il giro sopra San Vito di Cadore ma al contrario, quindi all'andata, mentre al ritorno invece ho fatto la ciclabile solito, quindi ho variato un attimino l'andata stavolta, e la prossima non lo so cosa farò. Mi piacerebbe tanto andare nel bosco, però è molto più faticoso. Niente, quindi adesso sono arrivata, sono contenta. E oggi tra l'altro ero partita anche tardi, non come l'altra volta, ma insomma abbastanza tardi. E vabbè, oggi non ero tanto di luna buona, nel senso non avevo tanta voglia di uscire, un po' come l'altra volta, ma perché sono un po' nervosa per il lavoro, solito, e quindi non ero tanto in vena. Però poi alla fine mi fa bene uscire e almeno non sto davanti al telefono tutto il tempo, almeno sto di fuori, cammino, mi ascolto un po' di musica e è tutta salute. E niente, dai, vado su. Franz è arrivato, per cui vado su in casa e mi mangio qualcosa assolutamente, e non so se far subito la doccia o farla stasera. Forse è meglio farla subito. Oggi sono andata un po' più piano comunque, soprattutto all'andata. Non ho esagerato subito andando velocissima, però poi comunque al ritorno ho corso, infatti ho male ai muscoli come al solito. Però ho cercato di andare un po' più piano all'andata, di non correre subito da sopra casa praticamente. Vado. Ho anche mal di testa perché c'era un'aria gelida adesso a tornare a casa che batteva proprio sulla fronte, e infatti ho mal di testa. Così è. Ci sentiamo prossimamente. Cioè, voi non potete capire, io ho fatto un ordine da questo sito. Mi ricordo che una volta io ordinavo da qua, era un sito non tanto buono, cioè sì e no. Poi a un certo punto doveva chiudere, doveva fare fuori tutto perché doveva chiudere. In realtà è ancora aperto a distanza di tanti anni, Perline Fimo Co. E niente, continua a essere aperto. Io seguo la pagina Facebook, ho visto delle perline che mi piacevano, mi hanno attirata subito e allora sono andata sul sito
Il mio account non riesco a recuperarlo, non so perché. Non mi arriva la mail per poter impostare la password, cioè o meglio mi è arrivata ma non riesco a reimpostare la password, e quindi ho creato un nuovo account. Mi hanno attirata queste, non ho preso questo colore, ma mi hanno attirata queste perline a forma di stella, cioè vabbè, e boh, non lo so. Ho preso poi altra roba, ne ho prese tante altre di tipologie che io non avevo mai visto, perché di perline cieche ne sono uscite tantissime. Io ero rimasta alle Diabolo, alle le ESO, ce le ho di là, sì. Poi io ero rimasta alle Super Duo, che qua mi pare che non ci siano neanche. Le Obid, vabbè, ce le avevo qualcuna. Iris Duo, no? Qualcosina avevo di sta roba qua, delle Super Duo, sì, eccole qua. Ah, queste non le ho prese, non le avevo neanche viste queste qua. Vabbè, comunque ho fatto un ordine di perline. Il filo ce l'ho ancora, gli aghi ce li ho ancora, perché ho ancora tutto il materiale. Spero che il filo sia ancora buono, e se non dovesse essere buono, vabbè, farò un altro ordine. Comunque mi sono comprata un po' di perline, e che stavo guardando, qui non hanno più di tanto, cioè tante perline sono fuori, sono sold out, non ci sono, e un po' mi dispiace. Se vi interessa, non so a chi di voi possa interessare una cosa del genere, perché ormai il mio pubblico è ben diverso, però se vi interessa posso fare anche il video di quello che ho comprato, delle perline che ho preso. Qua qualcuno dorme. Si è svegliato. Ciao. Oh, che carino. Sì, ma non si sposta mica. Questo è il tuo letto, vero? Sì. Chi sta meglio di te? Col tuo amico lì, Topolino, il cuscinetto sotto la testina, così, ecco. Ecco. E quando c'è pipì. Ciao, Mimì. Che carino, Mimì. No, non te l'ho toccata però la zampa, Franz, quando ha visto che stavo guardando le perline, gli è preso tipo male. No, gli è preso male no, però... cioè, avrà detto, ma cosa gli è saltato in mente sta qua di andare a vedere delle perline? Siccome è un periodo che sto pensando molto, lo sapete, ma perché sono così sti capelli? Vabbè, ho pensato che comunque vorrei tornare a dedicarmi a quello che mi faceva stare bene una volta, e che riuscivo anche a fare perché avevo un lavoro diverso, e vorrei tornare indietro nel tempo e provare a creare qualcosa di nuovo, creare qualcosa con queste nuove perline. Cosa ne uscirà non lo so. Certo, il mio pubblico qua su YouTube è cambiato completamente comunque nel corso degli anni, però ho detto provo, faccio qualcosa e poi si vedrà, insomma. Niente, dai, adesso io vado a dormire, perché anche questa sera sono già le 10:30, cioè non so come sia possibile. È sempre tardi, io non capisco, sempre tardi. E quindi niente, vado a dormire, preparo la moka e poi vado a letto.